We Like Bike, percorsi cicloturistici, noleggio e-bike ed eventi. Visita il nostro sito www.welikebike.org. Un saluto a tutti gli ascoltatori della web TV Esploraiama, stiamo trasmettendo dal Record Space di Citafiera e siamo al nostro appuntamento con Municipium. Oggi andiamo nella città di Aquileia e abbiamo ospite Emanuele Zorino, il primo cittadino di Aquileia. Buongiorno Elena e una buona giornata a tutte le telespettatrici e telespettatori di questa fantastica web TV Esploraiama. Grazie Emanuele. Tra l'altro noi vi diamo una primizia perché stamattina c'è stata una conferenza stampa che ha sancito un accordo molto ma molto importante fra Regione, Soprintendenza e Comune di Aquileia, un accordo che prevede un ufficio unico da Aquileia con uno stanziamento importante di fondi, vero Emanuele? Sì, è un'iniziativa, questa è uno strumento che la Regione, accogliendo una richiesta della Soprintendenza ai beni archeologici del Friuli Venezia Giulia, ha deciso di costruire. E assieme abbiamo iniziato un percorso appunto di discussione, perché qual era la disquisizione? Praticamente su Aquileia esistevano già da molti anni molti fondi, parliamo a livello di soprintendenza di oltre 14 milioni di euro e tutta un'altra serie di fondi che appunto erano fondi strategici per lo sviluppo di quello che è il parco archeologico, ma in realtà per lo sviluppo della città intera e quindi intesa proprio come unicum fra città viva e città dell'eredità culturale. E grazie a questo strumento che è stato proprio oggi inaugurato e sancito con la firma della convenzione fra Regione e Soprintendenza, seguirà poi un'altra firma appunto con il Comune di Aquileia, e siamo riusciti appunto a creare questo nuovo soggetto che avrà il compito di velocizzare e fare in modo che appunto queste risorse, soprattutto in un momento come questo, un momento difficile della nostra società, della nostra nazione, ma in realtà a livello mondiale, possano effettivamente essere impiegate nel minor tempo possibile e nel miglior modo possibile per arrivare al compimento appunto di questa città della cultura che Aquileia rappresenta attualmente a livello filosofico, ma che in realtà è all'interno di tutti i nostri pensieri come focus giornaliero di lavoro. Ecco, Aquileia, città d'arte che vive nell'arte, vive di turismo. E come sta vivendo questo periodo così difficile che tu hai citato poc'anzi? Perché presumo che non deve essere molto facile gestire una questione che blocca un po' tutto, soprattutto in una realtà come la vostra, come Aquileia. Hai detto bene, è un periodo questo sicuramente difficile per tantissimi segmenti della nostra società, ma in particolare possiamo fare un focus su quello che è l'ambito proprio del turismo e di tutti i soggetti che lavorano attorno alla cultura. Aquileia, appunto, come si è detto, città della cultura che basa una buona parte di quello che può essere il suo indotto alla presenza sul territorio di turisti e di visitatori. Oggi chiaramente vive un momento difficile che però, come ho già detto e ribadito più volte, è stato un momento di riflessione, quindi abbiamo fatto una sorta di censimento di quello che era lo stato di fatto e abbiamo impostato tutta una serie di tavoli di lavoro molto importanti, appunto con tutti gli enti che insistono sul territorio, per costruire sulla base di una visione proprio che ci è imposta anche dal momento in cui stiamo vivendo, perché dobbiamo riflettere su come sarà dopo, perché sicuramente una sicurezza che abbiamo è quella che cambieranno sicuramente molti degli aspetti e lo stiamo già vedendo. Abbiamo impostato una serie di progettualità che sono racchiuse fra l'altro in un manifesto che la nostra giunta comunale ha scritto e poi condiviso con tutti appunto gli enti territoriali, che si chiama Slow Aquileia e che è appunto un documento che ci mostra e si interroga appunto sulla visione della città durante la pandemia e dopo la pandemia. Pensa Elena che questo è un progetto che fra l'altro è stato selezionato e sarà
fra l'altro argomento della Biennale di Venezia d'architettura di quest'anno, quindi saremo presenti proprio come piccola realtà comunale ma con una grande storia, una grande cultura, e saremo oggetto di trattazione proprio perché è un documento che sta facendo discutere in maniera positiva, insomma, di quelli che possono essere gli approcci di un'amministrazione nei momenti anche difficili. Quindi è molto bello vedere che voi come amministrazione siete in movimento, nonostante tutto apparentemente sia fermo. State facendo delle progettualità importanti, nonostante sembra che tutto sia fermo e non sia in movimento. Ecco, parlando, tu adesso ti sei un attimino proiettato verso il futuro e stai parlando di cose che si realizzeranno. Quelle più importanti che avete in cantiere e che, diciamo finito questo periodo troveranno sicuramente un loro sviluppo, un loro sbocco. Allora, le progettualità sono effettivamente tante e vanno a livello di quasi tutti i settori, voglio dire, di un governo, di una città, ma se dobbiamo parlare di importanti, insomma, legate anche proprio all'ambito di cui stavamo trattando adesso, che è l'ambito della cultura, del turismo o comunque della storia di Aquileia, quest'anno abbiamo un appuntamento che in realtà non abbiamo smesso né di programmare né di lavorare, appunto, che è un centenario che fa vedere come è stata lunga la storia di Aquileia, e che è il centenario della traslazione del Milite Ignoto, della salma del Milite Ignoto a Roma, che si terrà appunto alla fine di ottobre. 100 anni fa Aquileia fu scelta come città simbolo, diciamo nel post, voglio dire, nella post Grande Guerra, appunto per rappresentare un sentimento proprio nazionale molto forte. Per la sua storia fu scelta, fu definita proprio come partenza appunto di questa salma che rappresentava purtroppo tutti i caduti della Grande Guerra, tutti i figli che non avevano un nome e che quindi erano dispersi appunto sul fronte orientale in particolare, e quindi sul fronte del nostro Carso, per intenderci. E una madre friulana, appunto Maria Bergamas, scelse all'interno della Basilica di Aquileia il 28 ottobre del 1921 la salma che oggi riposa all'altare della patria. Immaginate questa importante connessione fra la capitale, Roma, e il nostro territorio, il Friuli Venezia Giulia e Aquileia, che ne rappresenta appunto simbolicamente la cultura generale, insomma. Quindi suppongo che stiate lavorando in maniera importante, perché questo è un progetto che sicuramente richiede un impiego di forza e non indifferente. Stiamo lavorando su moltissimi tavoli con altre municipalità del Friuli Venezia Giulia, con la regione stessa, che l'anno scorso, proprio nella discussione dei fondi appunto della concertazione, decise su nostro stimolo di mettere a disposizione le risorse per restituire ad Aquileia, alla regione, ma in realtà alla nazione intera, un monumento importantissimo, ovvero la stazione da cui partì quel convoglio che portava il Milite Ignoto appunto verso Roma. Questa stazione giaceva vicino sul margine proprio della pista ciclabile, la nostra importantissima pista ciclabile Alpenadria, che collega appunto Grado a Salisburgo, e che sulla sua destra, andando verso Grado, c'era questo purtroppo rudere, che era rimasto proprio all'incuria proprio del tempo. È un'operazione congiunta appunto anche con Ferrovie dello Stato, Ferservizi, siamo riusciti a entrare nelle disponibilità del bene, quindi il Comune di Aquileia attualmente ha tutta l'area a disposizione, e coi soldi e coi fondi che la Regione ha messo a disposizione quest'anno porremo la prima pietra di un restauro che trasformerà l'elemento che appunto dal punto di vista proprio sentimentale è anche un monumento della nazione, lo trasformerà in un altro luogo della cultura, ovvero un museo multimediale dedicato al viaggio del Milite Ignoto. E quindi anche questa è una bella notizia, è sicuramente una cosa importante da sottolineare. E a livello di eventi, perché noi sappiamo che Aquileia comunque organizza ogni anno diversi eventi importanti, certamente adesso un po' che si sono fermati, tutti si sono fermati, però avete in cantiere di riproporre ancora qualcosa? Vi state organizzando? Avete deposto le armi per cui per quest'anno
Non si No, fa, siete in attesa di capire, perché poi siamo tutti un po' in attesa in questo periodo, no? allora l'anno scorso è stato utile proprio per capire. Sulla scorta di quello che abbiamo imparato proprio dalla pandemia e da come affrontarla e anche a come, voglio dire, fare le cose nonostante la pandemia, perché in realtà le cose si possono fare se rispettando le regole, tenendo quelli che sono i doverosi, voglio dire, protocolli che ormai abbiamo imparato anche a utilizzare e anche a rendere utili fondamentalmente, anche a migliorare certe volte gli eventi, fra le altre cose. Anche l'anno scorso non ci siamo fermati. Pensate che siamo riusciti comunque a fare il Film Festival, abbiamo fatto Calici di Stelle, abbiamo fatto molti concerti in piazza, chiaramente sempre seguendo le regole di distanziamento e di tutto quello che è necessario. Quest'anno, sulla scorta di questa esperienza, sicuramente stiamo programmando in maniera abbastanza sicura quella che sarà un po' la stagione estiva. Primaverile no, perché chiaramente probabilmente i DPCM non ci permetteranno di avere la possibilità di aprire se non dopo Pasqua, ma forse anche dopo, e quindi di conseguenza per quanto riguarda la stagione estiva sicuramente sì. Il festival è confermato e che fra l'altro cercheremo di prolungare, voglio dire, il suo tempo, passerà da 4 serate probabilmente a una settimana, proprio per dar modo anche a un maggior pubblico di essere presente ad Aquileia. Stiamo lavorando su delle iniziative legate appunto a questo centenario importantissimo che è quello del Milite Ignoto. Stiamo addirittura ragionando su poter riproporre in maniera diciamo un po' adattiva anche la rievocazione storica, tanto famosa ad Aquileia e che purtroppo non si fa da 2 anni per una serie di motivazioni. E poi i concerti in Basilica, sempre nel rispetto delle regole Covid, ormai diventati un importante appuntamento della stagione regionale, perché tanta gente ormai è abituata al cartello di grande qualità che viene fatta, tra l'altro, in un luogo stupendo come quello della Basilica di Aquileia. E quindi unitamente a queste iniziative importanti, sempre ricollegandomi un po' a questo momento delicato che stiamo vivendo, l'amministrazione comunale di Aquileia, per le attività, diciamo, perché voi sentite il polso, no, da amministratori, purtroppo avete anche quest'onere di dovervi misurare con le aziende del territorio che ovviamente sono in sofferenza. Lo spirito che respirate e soprattutto, come vi state muovendo. Io vedo che con le iniziative già questa è una bellissima cosa, perché vivendo Aquileia di turismo, uno dice: "Noi non ci fermiamo, al momento opportuno partiamo tutti insieme". In questo momento specifico però, la vicinanza dell'amministrazione comunale sotto che aspetti si fa sentire? Ma molti aspetti, perché Aquileia è sicuro una città importante dal punto di vista culturale a livello internazionale, ma è anche una comunità che è molto vicina, che ha riscoperto, soprattutto in questo momento difficile, che è stato quello della pandemia, anche delle buone pratiche legate proprio alla solidarietà e legate a quelli che erano i rapporti fra le persone. Noi come amministrazione con moltissimi segmenti della nostra società, ma in particolare anche con le aziende, abbiamo cercato di mantenere continuamente un rapporto veramente quasi visivo, cioè nel senso che durante la pandemia ci incontravamo spessissimo all'interno di qualche webinar dove ci confrontavamo sulle problematiche, anche con l'aiuto dell'associazione locale, che è l'Associazione Imprenditori Città di Aquileia, e anche con Commercio, che ha un suo rappresentante nella nostra comunità che ha dato una grande mano, voglio dire, ad affrontare questo periodo. Pragmaticamente abbiamo agito immediatamente, ancora adesso lo stiamo facendo perché è permesso anche da dei nuovi decreti, di lavorare sulla possibilità per le aziende, per esempio della ristorazione o dei bar, nel dare immediatamente lo spazio pubblico gratuito, quindi cercando di interpretare quella che era la difficoltà del distanziamento aumentando lo spazio commerciale, fra virgolette. D'altra parte abbiamo agito, questo alla fine dell'anno scorso, sulla Tari, proprio legata alle imprese, abbiamo investito veramente molto, molto del nostro bilancio per cercare di dare un sostegno concreto, perché posticipare non è sempre una cosa
una cosa che va bene quando si ha un'impresa e togliere che servirebbe di più certe volte. Abbiamo cercato di farlo nel nostro piccolo, perché è un comune comunque molto piccolo, ma investendo oltre 55.000 euro di ristori da questo punto di vista. Quindi a seconda della categoria, sgravi che andavano dal 75 fino al 10%, insomma, sulla tassa sulla Tari. E inoltre mantenere comunque viva quella che è una rete per ascoltare i progetti, cercando di lavorare assieme su prodotti che abbiano una massima ricaduta, quindi non gli eventi fini a se stessi, ma sempre partecipati dai vari stakeholders che a vario livello possono avere un interesse su una ricaduta. E quindi è molto bello e molto importante che i comuni, come anche il comune di Aquileia, ma come altri comuni del Friuli Venezia Giulia, siano vicini ai cittadini, perché alle volte sembra di no, ma una parola, una spinta, uno sforzo, perché sono grandissimi sforzi anche dal punto di vista economico, parliamo anche di realtà che comunque devono investire diversi soldi, perché è stata talmente grande ed è talmente grande questa pandemia che purtroppo non sarebbe mai abbastanza. Però il fatto di sentire le amministrazioni vicine, ritengo che questo sia un passo veramente importante, quindi è encomiabile da parte delle amministrazioni, delle nostre amministrazioni, che Infatti, facciano questo. se posso, cara Elena, Certo. vorrei dare anche una specie di messaggio, no, sul discorso proprio di quello che ha lasciato la pandemia o comunque il periodo pandemico o che sta lasciando. Racconto un piccolo aneddoto che racconto spesso, ma che è molto significativo di come abbia funzionato il concetto di comunità all'interno di un momento così difficile. Ci siamo subito attivati cercando di sensibilizzare soprattutto tutte le varie fasce di cittadini per cercare di trovare delle modalità di collaborazione. Uno di questi è stata a livello della protezione civile. Calcola che noi avevamo un gruppo storico veramente di bravissimi cittadini e cittadine che da sempre tenevano vivo la protezione civile. Ma appena iniziata la pandemia, unendo degli sforzi sia da parte dell'amministrazione ma sia dei ragazzi del nucleo storico, abbiamo visto una quantità incredibile di ragazzi avvicinarsi a questo mondo. E siamo passati da poco più di 10 diciamo, unità a oltre 60 unità sul territorio, con un'età media di 27 anni. Quindi calcolate che più o meno il 10% dei nuovi ingressi durante il periodo pandemico in protezione civile a livello regionale è di Aquileia, e questa è una cosa di cui io vado fierissimo, la dico sempre, perché i ragazzi e le ragazze che ogni giorno, fra l'altro, perché noi facciamo attività giornaliera ancora ad oggi e non l'abbiamo mai finita, per esempio il discorso dei medicinali, il discorso delle spese, il discorso del rapporto e della quadra con i medici di base per andare soprattutto per le categorie più fragili che magari hanno difficoltà a muoversi. Beh, i ragazzi ogni giorno fanno un turno, vari turni, per cercare di essere vicino e quindi fare supporto alla popolazione. E questo continua, nonostante si sia alleggerito a un certo punto anche durante l'estate la pressione, i ragazzi c'erano, e questo vuol dire che se si riesce, voglio dire, a discutere, a confrontarsi e a capire quelle che sono le cose che una persona, un cittadino, una cittadina può fare per la comunità, nel momento in cui ne ha l'accesso lo fa e lo fa benissimo. E questi sono i messaggi che ricorderò a prescindere sempre, perché è una cosa bellissima che resterà non solo, voglio dire, a livello operativo, ma a livello di cuore e di sentimento. E questo è molto importante, perché non dimentichiamoci che soprattutto i giovani sono il tessuto del futuro, sono il futuro, ed è un numero. Io veramente vi faccio i complimenti, perché soprattutto nella protezione civile non è facile, è molto impegnativo, e trovare dei giovani, dei ragazzi che fanno questa attività, si avvicinano a questa attività e la fanno con passione, anche in momenti nei quali, cioè, noi sappiamo che c'è questa diceria, i ragazzi hanno la mente altrove. Non è vero, non è vero, perché i ragazzi, la maggior parte, basta solo dare gli spunti, dare gli stimoli, e questo è molto importante, perché questa risposta è molto significativa, veramente molto bella. Bellissimo. Un bel messaggio. Grazie Elena. Un ultimo messaggio, ecco, stavo dimenticando una cosa che io amo chiedere ai sindaci che vengono ospiti qui a Esplora e Ama, dato il momento: un messaggio di positività
oltre che ovviamente ai tuoi cittadini, ma comunque a tutti i nostri spettatori, a coloro che ci seguono. Il messaggio dei nostri primi cittadini. Il sindaco di Aquileia, Emanuele Zorino. Mi è capitato di riflettere sulla ciclicità della natura, ovvero di quanto tutto possa cambiare, quindi in maniera ciclica comunque ci sia una caduta, ma ci sia anche una rinascita. Dobbiamo prendere esempio della natura e dalla grande natura che è sopra anche quello che può essere l'essere umano, quello che può essere, voglio dire, le istituzioni stesse da un certo punto di vista, e il messaggio è che imparando dalla natura sicuramente ne verremo fuori bene. E quindi questo ritorno è una cosa che mi sento di dire ed è importante. Grazie Emanuele Zorino. Di Aquileia, noi facciamo nostra questa sua bellissima frase, questo suo bellissimo incoraggiamento per il futuro. Sicuramente torneremo a rivederci, magari verremo ad Aquileia a fare qualche altro bel servizio. Con grande piacere. Ecco, quindi un saluto a Emanuele Zorino, sindaco di Aquileia, un saluto a tutti i nostri ascoltatori della web TV Esploream. Vi ricordo che stiamo trasmettendo dal Record Space di Città Fiera e vi aspetto al prossimo appuntamento con la trasmissione Municipio, ma andiamo a trovare i comuni del Friuli Venezia Giulia. Buon proseguimento. We Like Bike, percorsi cicloturistici, noleggio e-bike ed eventi. Visita il nostro sito www.welikebike.org.